i sogni, venti leggeri e sguardi profondi, camminano scalze tra sabbia e destino. Miss Venice Beach, oro marino, ogni passo lascia una scia, il cuore batte come sinfonia, portano il sole tra le dita, sirene urbane, anime nitide, capelli al vento, salmastro nell'aria, sorrisi forti, anime chiare, non è un gioco, è una visione, bellezza che prende direzione, onde di fuoco sulle spiagge del cuore, Miss Venice Beach non teme splendore, sono stelle sulla sabbia e buonasera amici di Ferro-Team. Buonasera Giulia. Buonasera Beatrice. Noi qua con queste luci che a volte vanno, a volte non vanno, non abbiamo ben capito come vuole andare questa serata, però stiamo partendo dai con dei colpi di fulmine adesso. Stiamo partendo. Buonasera Caorle. Buonasera Caorle, perché qua siamo alla terza tappa di Miss Venice Beach, ovviamente in piazza qua a Caorle. Noi in questo momento siamo comodamente adagiate sul palco per poter iniziare con voi questa splendida diretta. Questa sera ci sono ben 15 ragazze, se non erro. Esattamente. Se non erro, che si sfideranno per vincere le fasce della serata, compresa appunto Miss Caorle per Miss Venice Beach, che tutte queste accederanno alla finalissima, che ancora non vi sveliamo dove, ancora non vi sveliamo come, perché saranno tutte delle sorprese sicuramente che vi diremo più avanti, ma sicuramente questa sera aggiungeremo altre ragazze. Siamo anche un po' al giro di boa, perché come ben sapete Miss Venice Beach fa 6 tappe quest'anno, quindi siamo ufficialmente a metà. Esattamente, cara Giulia. Vedo una banda che si avvicina. Una banda itinerante. Quindi YouTube, mi dispiace, è musica dal vivo, non puoi dirci nulla. Fregato, ti è così, tatan. Bene carissimi amici, la tappa inizierà tra pochissimo, a breve. E poi vogliamo anche comunque ricordare che questa sera presenterà Elisa Bagordo. Ci sarà appunto la diretta per tutta la durata del concorso e poi noi ci vediamo alla fine, ovviamente non qui ma nella parte registrata che trovate sempre sul nostro canale YouTube Ferro-Team, con tutte le interviste alle Miss che sono passate. Vediamo se riusciamo a prendere anche la nostra Elisa Bagordo per poter, non so, farci dire qualche spoiler. Riconosca quella. E qui lo possiamo vedere perché poi dietro c'è il filmato, ma c'è anche il logo, proprio il sigillo con l'Italia raffigurata e proprio i colori della bandiera italiana. Allora, quest'oggi ci prepari una battuta al coltello. Tu sai che sei in sfida con dei macellai provetti per la battuta migliore di tutte le spiagge. Non sono nessuno io. Quindi sarà pronto. Cioè, già vuoi partire svantaggiato? O no? Pensavo che fosse andato la divisa ce l'ho. La divisa ce l'hai, il bollino pure, la carne. Potrei dire che fa l'80% del lavoro perché è un pesone di spalla certificato, è una scottona allevata ai cereali, quindi anche una carne molto molto particolare e saporita. Quindi anche per te un condimento con un pizzico di sale, un filo d'olio, quello buono del Garda, e 60 secondi per fare i 6 crostini per la giuria. Non me apetece tu mundo de utopía, donde confiar es una prueba de valor solo mía. Libero e sento dentro un brivido che mi percorre la schiena, fa scendere le gambe mentre si muove tutto e sento tutto all'istante. Il nostro amore è un livido. Ti faccio con lei, sembra una miss, le chiederò bis a 2 passi da qui, ma solo a lei che oh lei che oh lei che le chiederò il bis a 2 passi da qui, ma solamente a lei che. Grazie. Miss Venice Beach 2025, 15ª edizione, seconda tappa, Caorle, Piazza Matteotti, presenta
Elisa Bagordo. Buonasera ed eccoci pronti per iniziare questa selezione che porterà alla vittoria 4 concorrenti che parteciperanno di diritto al reality di Miss Venice Beach, l'Academy, una scuola per tutte le finaliste che le preparerà per la finalissima del 14 settembre a Palazzo Vendramin Calergi nel cuore di Venezia. Brave ragazze, complimenti, grazie Davide, sei stato bravissimo con la tua sigla, la canzone Lei Che, realizzata proprio per noi di Miss Venice Beach e che apre il tour di tutte le tappe qui quest'anno, insomma, della 15ª edizione. Ragazzi, andate a prepararvi perché so che oggi è una giornata bella tosta, vi vedremo sul palco, vi vedremo negli stand con i gazebi, insomma vi vedremo poi sfilare, insomma ne avremo di cotte e di crude. Giurati, adesso tocca a voi, vi vedo, siete in 6 in pole position, perché questa sera, abbiamo detto, ci sono 4 fasce in palio. Ce ne sono poi anche altre 2 extra che verranno assegnate a 2 miss che non hanno vinto alcuna fascia durante le selezioni, ma si sono impegnate tanto per ottenerla, ovvero la fascia di Miss Gazzettino, la più votata nel nostro sito web www.missvenicebeach.web. Si aggiudicherà la fascia di Miss Gazzettino e poi la fascia di Suerte Official, ovvero la Miss che farà questo desiderio più curioso, creativo e che la porterà, diciamo, a conquistare l'azienda, magari per fare anche la testimonial, chi lo sa, ma soprattutto per arrivare in finale. Vado a presentare la giuria, abbiamo detto prima, per il Gazzettino abbiamo altri 2 pezzi da 90 questa sera, quindi Gianluca De Rossi, responsabile del Gazzettino.it e caporedattore del Gazzettino. Ben arrivato Gianluca, quindi tutte le dirette ci state vedendo nel Gazzettino sono merito suo, grazie Gianluca. Davide De Bortoli, il nostro altro pezzo sempre da 90, non solo per il peso Davide, ecco, ma soprattutto perché sono 15 anni che ci segui con tanta passione. Poi andiamo a Caorle, la città dello sport, città europea dello sport quest'anno, e qui c'è Renato Finotto, grazie. Li abbiamo visti prima, forse prima eri poco riconoscibile perché avevamo la cuffiettina, eravamo molto sexy con quella cuffiettina nello stabilimento dei Pescaori. Mauro Vio, il nostro direttore. Per Ewa Sport and Spa Sonia De Lazzari, ben arrivata. E poi per la sfida dei cantanti abbiamo niente che po' di meno, signori, la front girl degli ABBA, Deborah. Sei pronta a giudicare i nostri cantanti? 3 criteri: voce, testo e performance. Da 1 a 5, quello che vince passa e va in semifinale sul sito di Radio Wow. Allora andiamo subito a salutare i nostri partner, vedo che siete tantissimi, quindi ringrazio il Comune di Caorle, il patrocinio della Regione Veneto, Ewa Sport and Spa, PGK Carte Elettrici di Mestre, Suerte, Atelier Venice, l'abbigliamento di San Donà che mi ha vestito e veste anche le nostre miss, Attimo Intimo di Porto Santa Margherita di Caorle con Patrizia per l'abbigliamento intimo sensuale delle nostre miss che sfiderà più tardi, il backstage realizzato con delle fantastiche acconciature e i trucchi, quindi le acconciature di Cristina Bisti del Salone Cristina qui di Caorle e Maria Luigia Minato di Asolo, Luana Burigotto con tutto il suo team per i make-up artist, Biker, le biciclette elettriche 100% made in Italy, Promo Vetro con Magega e Alessandro Mandruzzo che hanno realizzato la corona e lo scettro, Villa Sambuco dove faremo i reality e i nostri partner del food, quindi Consorzio Sigillo Italiano, i Pescaori, Latteria Soligo, Olio Redoro, i media partner 7 Gold, il Gazzettino, Radio Wow, GD Ferro Team, Best Magazine e U-Style. Noi siamo quasi pronti per iniziare. Prima voglio sentire un super applauso, facciamo una prova. Siete stati bravi, potete fare di meglio perché è arrivato il momento di presentare. Non c'è ancora? Esce più tardi? E allora la presentiamo dopo. Tenetevi questo applauso, perché non si è ancora cambiata d'abito, deve uscire con la corona, con lo scettro. Quindi dopo un caloroso applauso per chiamare la nostra miss. Nel frattempo c'è? Allora, che scherzi sono? Non aveva sentito bene l'applauso, rifatelo. Più forte, ancora di più. Miss Venice
Beach 2024, Gloria Martin! Cammino sulla sabbia dorata, il sole bacia il mare blu, sogni che si avverano in questa giornata, il mondo intero guarda proprio. Com'è Gloria? Ma sei sempre più bella ad ogni serata. Come fai? Io ho un trucco. Diccelo. Non posso non svelare. Ma bella, ce n'è almeno un pezzettino, poi noi pensiamo al resto. Allora, la preparazione dietro Miss Venice sicuramente serve, però anche a casa dei topolini magici come mia sorella, mia mamma che mi aiutano sempre a Quindi essere sei un po' la Cenerentola. Esatto. E tra 3 date perderai la scarpetta. Speriamo di no. Mi sa invece di sì, Speriamo perché di no. ci sarà una nuova Miss Venice Beach 2025. Allora tra 4 facciamo perché È vero, c'è anche la finale reality. Esatto, Quindi esatto. insomma, ora di settembre ne hai C'è ancora. tempo. C'è tempo. Allora, un consiglio per le nostre ragazze, cosa potresti dirgli? ho finito i consigli, dico la Finite i verità. consigli, siamo alla ormai terza siamo- tappa, già finite i consigli. Allora, che comunque, cosa possiamo dire? Di essere voi stesse, puntare soprattutto sui talenti che sono una parte fondamentale della personalità, di comunque di esprimere veramente ciò che si è e tutto qua. E allora vai a rincuorare le nostre Miss, Andiamo. perché siamo pronte per chiamarle. Grazie, sei bellissima con quest'abito di atelier da Elisa che ci veste come delle princess, grazie. Giurati dall'1 al 10, primo voto quello della presenza, quindi il primo impatto, come si presentano, usciranno tutte con un costume di gara tutte uguali e qui insomma rompiamo il ghiaccio, in poche parole, no? Vediamo cosa li suscita il palco, cosa ci dicono, come si raccontano al pubblico per portare a casa più punteggio possibile. Andiamo con la numero 1, Sharon Caruso, 18 anni, 1,65 m, da Moriavo della Battaglia Treviso, del segno dell'Ariete. Arrivata Sharon, sei pronta per iniziare questa serata? Sono prontissima. Allora, raccontaci qualcosa di te, cosa fai nella vita e cosa vorresti fare da grande? Allora, nella vita io sono una studentessa, attualmente sto per frequentare il 3° anno in un istituto alberghiero e nella vita mi piacerebbe continuare gli studi, fare scienze dell'alimentazione e come lavoro un giorno mi piacerebbe fare la dietologa, ma nel tempo libero vorrei posare e fare la fotomodella. E allora chissà che si realizzino tutti questi tuoi desideri. Come ti descrivi a questa giuria con 3 aggettivi? Allora, io mi identifico come una ragazza creativa, generosa, ma ammetto che in molte circostanze posso essere permalosa. Vabbè dai, ci sta, un po' di permalosità ci sta in ognuno di noi. Pure io sono un po' permalosa, ma poco così. Sharon, in bocca al lupo e buona continuazione. Numero 2, Angie Dagnolo, 25 anni, 1,65 m, da Trieste, del segno del Leone. Mentre pronunciavo il cognome mi è venuto un dubbio e infatti l'ho risbagliato perché come te l'ho chiesto dietro alle quinte, ma l'accento è Dagnolo o Dagnolo? Dagnolo. E io che ho detto Dagnolo. Vabbè, e lei insomma è l'eccezione che conferma la regola.
capita spesso, mettilo più vicino. Come ti descrivi a questa giuria, ma soprattutto cosa fai nella vita e cosa vorresti fare da grande? Allora, mi sono laureata in Scienze dell'Educazione e attualmente sono educatrice in asilo nido. Oh, che bello! E invece il mio sogno nel cassetto è lavorare nell'ambito cinematografico. Che bello! Come attrice o vorresti proprio lavorare dietro le quinte, quindi magari nella ripresa, nella regia? No, come attrice. Come attrice, andiamo davanti. Va bene, ok. E quindi poi, cioè questo è il tuo sogno nel cassetto, però adesso lavori nell'asilo? Sì. Giusto, quindi tanto ci portiamo a casa questo. Esatto, prima mi sono voluta formare per avere un piano A e dopo adesso stavo puntando al piano B. Apriamoli tutti questi cassetti, chissà che qualcosa fuoriesca di positivo. 3 aggettivi che ti raccontano. Allora, alta, a parte gli scherzi, solare, perché mi piace affrontare la vita col sorriso, e determinata, e anche leale. E allora in bocca al lupo e buona continuazione. Grazie Angie. Numero 3, Bim Somai, 20 anni, 1,65 m, arriva da Villorba, provincia di Treviso, del segno dello Scorpione. È arrivata anche a te, Bim, cosa fai nella vita? Allora, buonasera a tutti, sono Bim, abito a Villorba, in un piccolo paesino in provincia di Treviso. Un mese fa ho concluso un corso di unghie. In futuro mi piacerebbe fare altri corsi perché voglio crescere in questo futuro e per poi lavorare in centro estetico o poi E magari aprirne uno tuo. Dai, incrociamo le dita, Bim. Come ti descrivi con 3 aggettivi? Allora, sono solare, emotiva e dolce. E dolce, bene. E allora sei pronta per questa sfida? Assolutamente sì. E allora in bocca al lupo e buona continuazione. Ciao Bim. Numero 4, Maria Sole Susanna, 16 anni, 1,70 m, di Noventa di Piave, del segno della Vergine. Ben arrivata! Sei pronta? Hai sciolto un po' di tensione? Dai, abbastanza. Allora, cosa ci racconti di te? 16 anni, quindi studi, cosa fai? Allora, faccio a San Donato di Piave, il liceo delle scienze umane, però nella vita vorrei cambiare totalmente il mio percorso e iscrivermi a medicina. Bene, e da grande vorresti? Appunto diventare un medico. Brava. Come ti descrivi a questo pubblico? Allora, come dice il mio segno, un po' perfettina, determinata e anche competitiva. Sì, la Vergine è perfettina, quindi a casa hai tutte le maglie nell'armadio messe per colore, per manica corta, manica lunga, canotta. Sì, ordinatissima. Dov'è la mamma che la fa impazzire? Dove sta? Eccola, è così signora? Va bene, va bene. Sei pronta per la serata? Abbastanza, un po' in ansia. E allora prendi tutta la tua energia, sì, perfetta come nella vita, e ci vediamo più tardi. Buonasera, grazie mille a tutti. Grazie a te, buona serata. Numero 5, Giada Busetto, 15 anni, 1,70 m, Mogliano Veneto, Treviso, del segno del Leone.
goduta questa passerella, o sbaglio? Sì, certo. Quanto ti piace sfilare? Dimmelo un po'. Da 1 a 10, 10. Pensavo 10 dicessi lode. 1000. Allora, sei piccina perché oggi sei una tra le più piccoline. Cosa studi? Cosa vorresti fare da grande? Allora, attualmente sono una studentessa e faccio il liceo delle scienze applicate e da grande però vorrei fare la criminologa, quindi farò l'università di criminologia. Beh, insomma, è una bella gavetta da fare, Sono molto ambiziosa. però è un bel obiettivo. Allora, un aggettivo l'hai già detto, dimmene altri 2 per questa giuria. Quindi ambiziosa. Direi forte e determinata. E allora preparati perché dietro hai altri 15 concorrenti e solo 4 fasce in palio. Beh, sono prontissima. Buona continuazione, ciao Grazie. Giada! Numero 6, Eva Libralesso, 16 anni, 1,70 m, di Paese del Segno del Toro. Arrivata anche a te Eva, anche tu sei giovane, cosa studi e cosa vorresti fare? Faccio ragioneria all'Istituto Riccardi di Treviso, da grande però vorrei fare la commercialista, quindi continuare andare all'Università a Venezia. E basta. Come ti descrivi a questa giuria? Digli qualcosa di più per portare a casa un bel voto. Allora, sono una ragazza testata, gentile e empatica, che può essere preso sia come un pregio che come un difetto. Vabbè, perché il pregio e perché il difetto? Perché magari la gente se la approfitta. Ah, vabbè, sì, è vero, ci può stare. Però insomma, guardiamo sempre il bicchiere mezzo pieno. Certo. Senti, oltre che fare coi conti, hai anche qualche altro sogno nel cassetto? Mi piacerebbe molto entrare nel mondo della moda e infatti per me questo è il primo passo e sono un po' È la prima emozionata. volta sulla passerella? Ah, È la prima complimenti, volta. brava Eva! Insomma, alla prima volta in passerella, com'è andata? Ma avevi le gambe che tremavano? Sì, sono molto in ansia. Ma ora ti Però senti mi più sento- tranquilla? sì. Carica per dopo, perché abbiamo altre uscite, sfili con l'atelier, sfili con Attimo Intimo, sfilerai con il tuo talento, quindi ansietta zero, come diciamo nelle pagelle con la nostra miss, eh? Buona serata e in bocca al lupo. Numero 7, Romina Bossamai, 26 anni, 1,70 m, di Casale sul Sile, del segno del Capricorno. Ben arrivata anche a te, Romina! Eccoti qua, tu hai 26 anni, sei ancora a scuola, studi o già lavori? Io lavoro come santa dal 2010. Che bello! E crei degli abiti che vuoi tu oppure su commissione? Sono in commissione per conto terzi. Bello! Quando sono a casa mi piace esprimermi. Ti sbizzarrisci. Qual è l'abito più fashion che hai fatto, quello più stravagante? Mi piace un abito che ho fatto un po' di tempo fa, è ispirato agli anni 50 perché dopo lo presenterò. Ah bene, allora non svegliamo altro, non svegliamo altro. Allora vabbè, quello e poi raccontacene di un altro di abito. Un altro particolare che hai fatto? Un abito floreale, Ok? nero con i fiori, perché ha un taglio particolare e mi sono ispirata a 2 abiti che ho visto in vetrina E ne hai fatto uno. insieme, sì. Brava.
come ti descrivi a questa giuria? Sono determinata, motivata, paziente e vorrei mettermi in gioco. E sono un po' timida, Però insomma, con questa voglia di stare sul palco, brava. a mettermi in gioco, sì. E allora iniziamo a giocare perché qua la serata è bella, lunga e ricca di attività da fare. Sei pronta? Sono pronta. In bocca al lupo! Ciao Romina! Numero 8, Anna Bin, 19 anni, 1,70 m, di cappella maggiore del segno dello Scorpione. Eccoti Anna, ben arrivata anche a te. Buonasera. Raccontaci cosa fai nella vita e cosa vorresti fare da grande. Mi chiamo Anna, ho 19 anni, sono neodiplomata all'istituto turistico quasi un mese fa. Però nella vita già da 3 anni più o meno lavoro negli eventi sportivi, in particolare come hostess agli eventi di ciclismo, che è uno sport che pratico durante queste bellissime giornate di sole. Eh sì, a chi lo dici? Ma tu con la bici normale o con quella elettrica? No, normale. Lo so, ma io non assolutamente. ho la tua gamba, quindi a una certa età ci serve l'aiutino. Infatti Bike era perfetta per me, perché con la batteria sotto andavamo come il vento. Ci hai viste sfrecciare, Mauro? Abbiamo girato per tutta l'Abruzzo, Non ci credevano e invece sì. È un grande aiuto. È un grande aiuto, è vero, è vero. Bene Anna, 3 aggettivi che ti descrivono. Allora, sicuramente sportiva, determinata e molto spontanea. E allora in bocca al lupo anche a te e buona Grazie. continuazione. Grazie. Chiedo la gentilezza se riusciamo a mettere i bambini seduti, perché sennò non vorrei si facessero male, e un pochino più indietro. Grazie. Numero 9, Maya Zago, 19 anni, 1,72 m, da Aviano in provincia di Pordenone, del segno del Cancro. Ben arrivata Maya! Ciao a tutti. Cosa fai nella vita? Ti sei diplomata quest'anno? Sì. Com'è andata? Bene, dai. Sono Secchiona? Boh, mi aspettavo di più, però... Vabbè dai, sei soddisfatta? Esatto, l'importante è quello che viene dopo, alla fine. E allora cosa c'è dopo? Raccontaci. Dopo vorrei andare a fare l'università di design a Pordenone e continuare questo studio qua e andare ad approfondire sull'interior design. Bello, bene, ci piace. Come ti descrivi a questa giuria e ovviamente a tutto il pubblico qui di Caorle? Allora, sono una persona ambiziosa, solare e anche molto sensibile. Sei pronta per la serata? Sì, sì. E allora scateniamoci. Carica a 1000. Ciao Maya, buona continuazione. Numero 10, Vittoria Zattera, 20 anni, 1,75 m, da Lugo di Vicenza, del segno dei pesci. Ben arrivata Vittoria! Ciao, raccontaci qualcosa di te che non sappiamo. Ho appena finito la quinta superiore al liceo scientifico sportivo. Com'è andata? Molto molto bene. Cioè, hai preso di più di quello che ti aspettavi? Sì, dai, circa. Come circa? Allora hanno sbagliato. Sì, hanno sbagliato. Anche secondo me. Sì, sì. Raccontaci quindi cosa hai preso?
Ho preso 70. Vabbè, dai, brave, speravi di meno? Io speravo. Ah, ok. E adesso cosa vorrai fare? Adesso provo a entrare a fisioterapia. Perché provi? Entro a fisioterapia. Entro a fisioterapia. Brava. A settembre ok. c'ho il test ingresso e entrerò sicuramente. Bene, ti ricordo che il 14 c'è la finalissima, quindi se dovessi passare digli a quelli del coso, dell'esame di spostarlo perché hai un impegno importantissimo al quale non potrai No, beh, tanto è prima, quindi... Ah, va bene, ok. Perfetto. Come ti descrivi a questa giuria, Vittoria? Beh, mi descrivo, tanto solare, intraprendente e audace anche. E audace, bene. E allora, buona continuazione, splendi come il sole e buon divertimento. Grazie a te. Numero 11, Irene Zecchin, 15 anni, 1,75 m, di Ceggia, del Segno della Vergine. Allora, anche tu sei una coetanea dell'altra Miss, 15 anni, cosa studi? Ho appena finito la seconda superiore all'Istituto Leon Battista Alberti e devo dire che sono stata molto soddisfatta. Bene, quindi cosa vorresti fare da grande? Cosa studi al Leon Battista? È una specie di ragioneria economico-sociale, però finito questo percorso di studi vorrei iniziare psicologia o comunque criminologia. Bene, brava, tutte che guardano CSI, vero? Lo guardi, ti piace? Esatto. Anch'io lo guardo, però farla criminologa, non ho tutta questa pazienza, non ce l'ho. 3 aggettivi per descriverti. Beh, sicuramente mi definisco una ragazza molto solare, spontanea e anche gentile. Sei pronta per la serata? Prontissima. E allora vai a indagare com'è la situazione e torna vincente. Grazie. Ciao Irene! Numero 12, Elisabetta Bertolo, 19 anni, 1,75 m, Santa Giustina in Colle, Padova, del Segno dell'Ariete. Ben arrivata Elisabetta! Buonasera a tutti. Allora, sei pronta a ricandidarti per Miss Venice Beach? Certo, perché l'anno scorso hai vinto niente che po' di meno della fascia di Miss Gazzettino. Esatto. Con quanti voti? Ferma là. Davide De Bortoli, quanti? Oltre 60.000 voti. Esatto. Quindi ecco, quest'anno quella fascia non la puoi più vincere perché ormai l'hai vinta quest'anno. Ecco, che poi ti ha dato le stesse, diciamo, possibilità di una fascia nazionale perché stai collaborando con il tour. Però insomma tu dici voglio arrivare in finale. Devi? Addirittura, va bene. E allora descriviti, raccontati, perché dovrebbero farti arrivare in finale? Innanzitutto perché sono una ragazza testarda e se vuole arrivare a un obiettivo ci deve arrivare in un modo o nell'altro. E mi piace soprattutto in realtà farmi vedere durante la passerella, durante gli shooting, quindi credo sia un punto a favore per me. Bene, quindi avevi detto che sei testarda, altri 2 aggettivi? Testarda, solare e determinata. E determinata, bene. Sei pronta per la serata? Ovvio. In bocca al lupo. Grazie. Numero 13, Marta Maria Todaro, 14 anni, 1,75 m, di Latisana, Udine, del Segno della Bilancia.
Ben arrivata Marta, cioè ti chiamo Marta Maria, solo Marta o solo Maria? Solo Marta, va bene. Allora Marta, cosa fai nella vita, cosa studi e cosa vuoi fare da grande? Allora, io frequento il liceo scientifico tradizionale a Portogruaro e ancora non so cosa voglio fare nella vita, sicuramente qualcosa di appagante. Questo sicuramente, qualcosa di bello, se no facciamo a meno di farlo, o no? Vabbè, ma nel cassetto ci avrai un desiderio. Allora, da quando sono piccola mi piace veramente tantissimo il mondo della moda. Sono cresciuta con il Diavolo Veste Prada, quindi... Arriva il secondo tra poco, Lo sto aspettando. Hai già preparato gli amici per andare a vederlo al Assolutamente cinema? sì, con mia sorella per forza. Va bene. Come ti descrivi a questa giuria e a tutto il pubblico che è qui ad acclamarvi? Io sono molto testarda, empatica e tanto solare. Sei pronta per la serata? Certo. E allora in bocca al lupo, forza e grinta, che la serata è bella lunga! Grazie mille! Ciao Marta! Numero 14, questa potrebbe essere un'influencer, anche veneta, perché è un'omonima, dico bene, Chiara Biasi, 24 anni, 1,78 m, di San Polo di Piave, del Capricorno. Vai Chiara! Chiara, quante volte te l'avranno detto? Ma sei tu la vera famosa Chiara Biasi? No, la fake. La fake, no, noi abbiamo l'originale, la bionda qui sul palco di Miss Venice Beach. Cosa fai nella vita e cosa vuoi fare da grande? Guarda pure il pubblico. Allora, io insegno, sono un'insegnante alla scuola primaria e ho appena superato il concorso per entrare di ruolo. Brava, complimenti. Grazie. E il mio secondo sogno nel cassetto fare ecco, e diventare un'influencer famosa. Come ti descrivi a questo pubblico? Allora, sicuramente determinata, solare e molto creativa. E allora goditela, mettici tutta la creatività possibile del mondo perché la strada è ancora in salita. Ciao Chiara! Numero 15, Rocklin Owusu Tufur, 20 anni, 1,78 m, di Treviso, del segno del Sagittario. Ecco, cosa fai nella vita? Nella vita lavoro, però vorrei concludere gli studi per lavorare nel mondo del turismo e realizzarmi. Bene, cosa fai? Già lavori nel mondo del turismo o fai altro? No, faccio la cameriera. Ah, vabbè, insomma, da dove? Qui in zona? A Treviso, bene dai. Beh, diciamo che un bel pubblico ce l'hai, magari passano anche dei turisti, quindi sei sulla buona strada. Come ti descrivi a questo pubblico? Simpatica, forte e determinata. Sei pronta per la serata? Sì, dai, agitata. Sì? Ansietta? Zero. Brava! E allora buona continuazione e in bocca al lupo. Ciao Rocklin! E allora giurati, questa ecco la curva sud, dovevi dircelo prima! Viva Rocklin! Allora ragazzi, vi ho chiamato ragazzi, ma sì dai, siamo tutti dei ragazzacci, ecco, mettiamocela così. Allora, questa per voi è la prima uscita, quindi abbiamo messo i voti dall'1 al 10. Bene, giurati, è finita la pacchia, tocca di nuovo a voi. Come procede? Siete pronti per la seconda votazione? Perché questa seconda votazione vede le nostre Miss sfilare come delle vere modelle in passerella. Eh sì, perché sfileranno dapprima con gli abiti di Atelier da Elisa, un negozio di pronto moda nato pochi anni fa, nel 2017, dall'esperienza ventennale della titolare Elisa, che poi è stata affiancata anche dalla figlia Valentina nel settore della moda. Un progetto che affonda le radici nella competenza, ma che guarda comunque al presente con uno sguardo fresco, dinamico e
soprattutto sincero per realizzare gli outfit migliori per le sue clienti. Quindi per una donna che non deve chiedere mai, Atelier da Elisa vi aspetta a San Donà di Piave. Successivamente ai ragazzi sulla passerella arriva la sensualità femminile, tutto ciò che potete sognare e desiderare per l'intimo. Lo trovate da Attimo Intimo, è un negozio inaugurato proprio quest'anno da Patrizia, la titolare, dedicato al mondo della lingerie e intimo, uomo, donna e bambini. Questo per dare, diciamo, al mondo della notte, chiamiamolo così, dei capi ricercati, sfiziosi, con un tocco di sensualità proprio per chi le indossa. Una boutique, come piace chiamarla a me, un vecchio stile, un vecchio stampo, perché la titolare è sempre presente a darvi i propri consigli e le sue coccole. Signori e signori, le nostre miss sfileranno prima con Atelier da Elisa e successivamente con Attimo Intimo. Sempre i voti dall'1 al 10.
Giurati, vi siete ripresi? Ora mi riprendo pure io perché tra lo sport mi sono un po' stancata. No, scherzavo! Pronti per la sfida a talento? Iniziamo con la numero 1, Sharon Caruso. Vieni Sharon, allora prendiamo il microfonino, gelato, Giusy, eccolo qui. Allora vedo che c'è la nostra Federica che vi sta portando, la nostra talent scout dei dipinti. Raccontaci Sharon, qual è la tua passione? Allora, il mio talento deriva da una passione che ho sin da piccola per il disegno e anche l'animazione. Questa passione si è rafforzata soprattutto in un periodo buio nella mia vita, in cui sono stata affetta da alopecia, anche se non si saprebbe, che è una condizione che porta alla perdita totale o parziale dei capelli, ma ne sono uscita più forte. In occasione di stasera ho voluto portare l'opera centrale per trasmettere un messaggio profondo e diretto sulla bellezza. Le 3 donne che sono state raffigurate in realtà sono fiori e sono diverse tra loro, sia per grandezza che per tipologia, e questo per far riflettere che non esiste un unico fiore che si possa considerare il più bello tra tutti, ma piuttosto una varietà di fiori che si possano apprezzare per la loro bellezza e significato. Brava Sharon, complimenti e in bocca al lupo. Continua a disegnare così. Grazie mille. Grazie a te. Numero 2, Angie Dagnolo, ho detto giusto? Finalmente, meno male, alla seconda ci siamo. Allora, Angie, tu sei una tuffatrice professionista. Queste sono le tue coppe, raccontaci che tuffi fai. Allora, metti il microfono vicino, va che brava, va che roba, va che tuffo. In realtà mi tocca ammettere che non sono più una tuffatrice, perché l'ho fatto per 10 anni, ma non tutti nasciamo Tania Cagnotto, quindi tocca studiare. Vabbè, insomma, Però insomma, sei stata molto brava, guarda, anche in sincro. Sì. Questa è una passione che hai portato da quando eri piccina? Sì, dai 9 ai 19 anni. E ringrazio molto questo sport in quanto mi ha donato molti valori come la determinazione, l'essere costante, il mettercela tutta per raggiungere i propri obiettivi e ovviamente il coraggio. Beh sì, qual è il trampolino più alto dal quale ti sei tuffata? Lo dico? Sì. 10 metri. Ah beh dai, brava, io non mi ci tufferei. Brava. Volevo precisare che il coraggio non sta nel provare per la prima volta il tuffo, ma nel rifarlo dopo essersi fatti male, perché di schienate e panciate ce le facciamo veramente, non dico quotidianamente, però capita. E quindi si va avanti. Si sale di nuovo sulla scaletta con le gambe che tremano, l'adrenalina a 1000 e ci si tuffa di nuovo. Bisogna. Volevo ringraziarti per aver fatto sudare mio fratello. Oddio, qual è tuo fratello? Lui era tuo fratello? Non lo sapevo, io l'ho visto lì, mi guardava spaventato. Però gli tirerò le orecchie visto che non ha visto il messaggio. Perché lo volevi vincere tu? Allora porta a casa una delle 4 fasce, vedrai che poi il premio ce l'hai. Aspetta i giudici qua. Ciao Angie, grazie mille, buona continuazione, in bocca al lupo. Numero 3, Bim Somai di Villorba. Vieni Bim. Ecco qua, tu invece hai preparato un bellissimo video, raccontacelo, hai detto proprio prima che hai fatto questo corso di manicure. Sì, esatto. Questa passione è nata guardando i video su TikTok e i tutorial su YouTube, poi piano piano ho iniziato a sperimentare stessa. Ok, e chi è stata la tua prima cavia? La mamma? Mia mamma. Ecco, infatti, dove sta la mamma? Che unghie gli hai fatto la prima volta, Bim? Quelle tutte rosse. Ah, sono venute bene? Sì. Bene, è stata contenta? Sì, molto. E allora l'importante è quello che siano contente anche poi tutte esatto. le tue amiche e le future clienti. In bocca al lupo, brava Bim, grazie a te. Numero 4, Maria Sole Susanna di Noventa di Piave. Vieni Maria Sole, che donna in carriera, raccontaci un po', perché tu insomma hai fatto tante cose nella vita, sei una ballerina, ti piace studiare, ti piace girare il mondo, ma hai avuto un'esperienza importante, raccontala. Sì,
Allora, io volevo parlare di questa esperienza che porterò per sempre con me nel mio cuore. Infatti il 30 gennaio sono partita per New York con il ruolo di ambasciatrice ONU e arrivare nella metropoli, vedere dal finestrino lo skyline è davvero qualcosa che non si può descrivere. E in particolare all'interno dell'ONU ho organizzato gruppi di simulazione con studenti provenienti da tutto il mondo e questo mi ha permesso anche di mettere in pratica la mia lingua, la lingua inglese e queste conferenze non era soltanto diplomazia, trattati e risoluzioni, ma anche mi ha permesso di creare vere amicizie e amicizie che posso definire indissolubili in quanto vanno oltre ad ogni distanza ed ogni confine. Grazie mille per l'attenzione, avevo piacere di condividervi in questo momento. Brava, complimenti Maria Sole, in bocca al lupo per tutte le tue future esperienze. Numero 5, Giada Busetto, vieni Giada, eccola qua, brava Giada anche tu. Federica si fa un'altra passerella perché anche Giada fa la disegnatrice, lei dipinge, abbiamo qui dietro un video delle sue opere, dei suoi disegni e quadri che facciamo passare anche alla giuria. Prego, raccontaci. Allora, io ho iniziato a disegnare sin da piccola ed è poi diventata una mia passione perché comunque per me i disegni sono una cosa bellissima e mi aiutano a tranquillizzarmi quando magari ho un periodo o un momento che non va e mi hanno aiutata appunto a venirne fuori e infatti ho indossato un vestito verde questa sera perché rappresento soprattutto cose naturali nei miei disegni, quindi fiori, animali e soprattutto il fiore di ibisco che è il mio fiore preferito e questo. Brava, complimenti! E allora in bocca al lupo, disegnerai anche qualche altro soggetto o ti vuoi soffermare solo ai fiori e agli animali? Solo fiori e animali perché sono la mia cosa preferita. E allora continuiamo così, io ho un bel cagnolino, poi ti mando una foto così mi fai un bel ritratto. Certo. E lo metto in ufficio. Va bene? Grazie Giada. Grazie. Buona continuazione. Numero 6, Eva Libralesso. Vieni Eva, di Paese Treviso. Cosa ci porti? Ho pensato di portare la palestra, in realtà 2 esercizi molto semplici, perché da un bel po' di mesi ho iniziato ad andarci con la mia migliore amica e ho notato che mi aiuta molto a sfogare lo stress e a distrarmi e mi piace molto. Allora facciamo così, questi esercizi posso farli anche con il pubblico? Allora, pubblico, alzatevi tutti in piedi che facciamo un paio di esercizi, dai su, tutti in piedi, nessuno vi ruba la sedia. Allora, abbiamo la musica DJ Longo e allora andiamo con un po' di musica, vai Eva. Vai, sono semplici, via, dai, facciamoli. Dai. Tutti insieme, vai con gli esercizi. C'è pure il pubblico che ti segue, Eva. Va bene, in bocca al lupo. Grazie. E adesso com'è con la tua amica? Vi sfidate anche a chi alza il peso più pesante? Certo, sempre. Bene, non fatevi male. Ciao Eva. Numero 7, Romina Bossamai di Casale sul Sile. Vieni Romina. Mamma. Eccola qua. Dove sta Romina? Eccola, vieni Romina. Allora questo, se non erro, sono gli abiti di cui sei artefice, nel senso di cui sei la stilista. Li ho disegnati e creati io. Qui ecco, lì si vede, c'è il figurino. Una camicia, perché ho lavorato anche in una camiceria. Ok. Parla bene con il microfono, te lo tengo io, lo facciamo vedere. Quindi sia questo un vestito tipo Charleston, da grande Gatsby. Anni 20. Ok. Infatti la particolarità è che la vita si abbassa rispetto alla vita naturale e le foglie sono più sinuose, tipo da uomo perché non si vede il punto vita. Ok. E poi c'è questo che hai addosso? Tipo anni 50, stile anni 50, perché la vita è evidente e
la particolarità è che la gonna è a ruota e lo scollo è a cuore e poi l'orlo è a vita. Bravissima, sei stata davvero molto molto brava. Senti Romina, volevo, perché so che tu parli anche altre lingue, nel senso stai studiando cinese, vuoi fare un saluto al pubblico in cinese? Sei pronta? Vai, ti lascio questo, vai, di qualcosa, presentati. 大家好，我是 Romina， 26岁，我从20世纪学习中国文化。因为我喜欢中国文化、音乐，我喜欢看书、看电影。 Vabbè, io sono d'accordo con lei, voi? Voi che dite, siete d'accordo? Ci ha convinto a tutti. Grazie Romina e buona continuazione. Il cinese di Romina ci ha soddisfatto. Anna Pin di Cappella Maggiore Treviso. Vieni Anna, eccola qua la nostra ciclista e senza la batteria. Brava Anna, allora raccontaci cosa fai nella vita e insomma, perché oltre a essere la hostess tu hai anche la passione per il ciclismo, no? Esatto, io ho cercato un modo per conciliare questi due mondi, ovvero quello della moda, delle sfilate, con il ciclismo, che è effettivamente lo sport che mi appassiona. E allora sono diventata miss per le gare di ciclismo, mi piacciono in particolare quelle a tappe, ormai da 3 anni che lo faccio, ho fatto 3 giri del Friuli e un giro d'Italia e speriamo che ne arrivino altre. Brava. Bella, bella e brava. Bene Anna, in bocca al lupo. Ecco, se vuoi venire a Francetto con me sappi che io arrivo con la bike elettrica, se poi ti passo, la gamba non è acqua mia cara. Numero 9, Maya Zago di Aviano. Vieni Maya, sei pronta? Cosa ci mostri sul palco? Vi mostro un balletto di danza moderna. Ok, bene, sei tu la coreografa, l'artefice e la ballerina. Esatto. 100% tutto Maya Zago, DJ vai! Brava Maya, complimenti, voli come una libellula, brava mia cara. Da quanto studi danza? È da quando ho 6 anni, solo un po' di anni, sempre con la mia stessa insegnante. Infatti c'è un legame proprio profondo. Bene, mi fa molto piacere. Complimenti, bravissima, grazie a te. Numero 10, Vittoria Zattera di Lugo di Vicenza. Vieni Vittoria, cosa ci combini questa sera? Sembra che stai per partire per un viaggio. No dai, stasera porto Just Dance, un ballo che si fa ai Grest come successivi, perché faccio l'animatrice, quindi il mio talento è intrattenere, quindi saper stare con i bambini. Ti lascio il palco Vittoria, vuoi qualche pubblico, qualcuno qua sul palco? Sì, lì c'è un ragazzo che passa, che è Thomas. Thomas! Che... No, vieni Thomas! Aveva detto prima che saliva, però... Adesso Thomas... Ah, guarda, senti, io ce n'ho uno che viene. Luca! Dai! Oh, senti, magari non ti è andata bene col massaggio? No, ma magari, che ne so, c'è la fidanzata, ha fatto un'uscita a 3. Ecco. Allora, siamo pronti col ballo di gruppo? Thomas e Luca, non fargli fare brutta figura, che se non passa poi è colpa tua. Dai, via. Vai DJ!
Vittoria, mi dispiace, questo mi offriva al palcoscenico, senti, tua sorella secondo me ti disereda dall'album familiare, Secondo me sì, anche secondo me. Vai, grazie Luca, prego. Ciao Vittoria, complimenti, bravissima. Numero 11, Irene Zecchin, vieni Irene, eccola qua, tu con chi palleggi? Da sola, ma no, ce l'ho io uno. Luca, vieni a Cavi Nuovo, vieni qua Luca. Dai, su, vediamo uno scatto di olio cuore, via, fantastico. Allora, questa qua invece dai, non si danno mai le spalle al pubblico, insomma, poi le signore come fanno? Allora, sai fare 2 o 3 palleggi di pallavolo? Meglio dei balli di gruppo così. Senti, se prima eri il re, Me la gioco così. se la giochi così, va bene. E Irene, da quant'è che fai pallavolo? Faccio pallavolo da 9 anni. E qua ti straccia? È uno sport molto importante per me perché mi ha insegnato molti valori che servono sia nella pallavolo ma anche nella vita quotidiana. Per esempio la determinazione, ma anche il semplice fatto della concentrazione, perché nella pallavolo, anche se non sembra, ci vuole molta testa. Infatti, hai capito Luca? Se non si è concentrati in campo, diciamo anche la forza fisica o la bravura non servono a niente. Esatto, allora hai tutto carta bianca per stracciarlo. Mettiamo la musica, vai DJ! Luca, le donne sono in delirio! Luca, grazie Irene, complimenti, bravissima, grazie a te. Luca, qua hai dato il meglio di te, però il massaggio ormai l'ho già regalato. Vuoi tornare a casa con la fidanzata? Se volete andate da Ewa a pagamento, ecco. Oppure andate di qua, se vincete nello stand vi danno il 2x1. Almeno fai bella figura con la fidanzata, ecco dai. Grazie Irene, buona continuazione. Numero 12, Elisabetta Bertolo da Santa Giustina in Colle. Ah Elisabetta, cosa fai? Parli dopo, recuperi il fiato? Farò uno spettacolo di ginnastica artistica. Bene, allora ginnastica artistica, vai DJ. Complimenti, c'hai il fiato per salutare. Da quanti anni studi ginnastica artistica? 16 anni. 16 anni, allora hai vinto qualche medaglia? Campionessa nazionale. E che dire ragazzi, lasciamo lo spazio. Allora, volevo fare anch'io effettivamente un salto, però poi ho detto vorrei mai che faccio sfigurare la Miss. No, quindi non l'ho fatto. Il ragazzo di prima, Luca! Senti! Allora, lei voleva fare un'acrobazia con te. No, io ti adoro! Luca si è alzato, pubblico! Un applauso a Luca! Cosa devi fare con Luca? Luca! No, meglio che ci sediamo, va. Ok, guarda,
non vorrei mai averti sulla coscienza e per di più la Miss mi serve, quindi ecco. Va bene Elisabetta, grazie mille, buona continuazione. Numero 13, Marta Maria Todaro di Lapisana, Udine. Vieni Marta, eccoti qua. Allora, pianoforte potevamo portarlo sul palco, ecco, però la tua passione, il tuo talento è questo che vediamo sullo schermo. Eh sì, un talento che però purtroppo ho abbandonato un paio di anni fa. Mi sono impegnata molto per rimparare la canzone perché è stato veramente difficile. Infatti ringrazio il mio professore perché è stato un grande per me, quindi direi di fare un applauso per lui. Ecco, e per te no, ma perché poi hai mollato? Ce l'hai imparata e poi una volta che l'hai imparata via? Una volta finito il mio percorso con questo professore purtroppo ho cambiato scuola, quindi ho preferito lasciare. Vabbè, hai lasciato il cuore dov'era? Sì, e hai proseguito. Sì. Vabbè, dai. Buona vita allora e che speriamo che non cambi troppo i professori perché sennò è quello successivo che ti ha fatto fare. No, ho proprio smesso, ho lasciato purtroppo. Sì. Non ne vuoi più sapere del pianoforte? No. Vuoi cantare? No. No, grazie, non ve lo consiglio. Ah, vabbè, io chiedevo, magari sai che uno suona, l'altro canta, sai com'è? Lo so, mi divertivo tanto, è un bel ricordo sicuramente. Buona serata, grazie mille. Ciao Marta. Numero 14, Chiara Biasi di San Polo di Piave. Vieni Chiara, la nostra maestra che ha preparato una poesia scritta da te e allora ti lascio il palco. It's easy to love the nice things about ourselves, but true self-love is embracing the difficult parts that live in all of us. Rupi Kaur è una poetessa canadese di origine indiana che sostiene che il vero amore proprio consiste nell'abbracciare le parti più difficili che vivono in noi. Ho scritto una poesia in seguito ad un periodo difficile della mia vita e la voglio dedicare a me stessa e a tutte le ragazze e le donne che lottano ogni giorno per il proprio corpo. Fragile creatura, sorridi ora, il buio ormai è passato, ammira la luce, cattura tutta l'energia che ti circonda, falla tua, le cicatrici non sono visibili ad occhio nudo, le conosci solo tu, a memoria. Credi nel potere trasformativo del tempo, delle persone, degli eventi, ma fidati, il vero potere nasce in te, nel tuo cuore, nella tua mente. Apprezza ogni lieve sfumatura del tuo corpo, sii grata di essere in lui, navigaci all'interno, cavalca ogni onda e non permettere che quest'ultima si infranga contro lo scoglio. Brava la nostra Renzo, l'hai scritta anche da dietro la frase? Eccola qua, è facile amare il bello di noi, il vero amor proprio è abbracciare il difficile che vive in tutti noi. Grazie Chiara. 15, Rocklin, vieni Rocklin di Treviso. Allora, tu canti dal vivo come una vera rockstar, che ci canti? Scars to You Beautiful di Alessia Cara. Oh, andiamo con la base, vai di Dre. Brava Rocklin, insomma il bello è la forza di farlo, cantare sul palco, a noi piace cantare e cantiamo, anch'io canto sempre sotto la doccia, mio marito va giù a chiudere i rubinetti così non c'è più acqua e chissà che smetto, ma chi se ne frega, cantiamo lo stesso, dico bene? Brava, sei soddisfatta della tua esibizione? Hai portato la tua forza sul palco? Sì. E allora buona continuazione, ci vediamo più tardi. Giurati, fate la somma perché la sfida di Miss Venice Beach Caule termina qui. Quindi abbiamo votato per il primo impatto, per il portamento, quindi per la sfilata di moda e poi per il loro talento. Fate la somma, Federica raccoglie
tutte le nostre cartelline. Davide, vuoi stare con me che chiamiamo le nostre miss? Va bene, se te lo guarda, consenti, va bene. certo che te lo Grazie. consento. Vuoi presentare, vuoi fare qualcosa? No, ti seguo. Andiamo un abbraccio. Mi segui? Sì. Va che io resto qua, non me ne vado. Ah, ok. Allora, Longo, ce l'hai la musica? Fammela sentire. Oh, là. È quella giusta? È quella giusta. Eccola là. Miss Venice Beach in carica Gloria Martina. Bastava sotto banco e ogni tanto serve contatto, serve quel goccio di tequila, quella al sapore di mango. E come sale, brucia e fa male, ma senza lei non c'è sapore. Non posso stare, sei come tutte quelle onde in mezzo al mare, fanno paura ma mi piace, amo rischiare. Lei che mi fa tornare sempre dopo le 3. Gloria Giorgia Giaciglio, la nostra Miss Social. Vi richiamavo. Fa sognare ad occhi aperti la notte. Cosa ci faccio con lei? Sembra una miss. Le chiederò bis a 2 passi da qui, ma solamente a lei. E che ti prende senza parole, basta uno sguardo e va di lei dove. Ti prende dentro il cuore senza sapere manco il tuo nome. Notte parto ma mi spia. Cosima Cassina, Miss Radio Wow. I segni sulla bocca, ma è solo colpa nostra. La pelle che si tocca, amo la vita loca, più loca che lei che mi fa tornare sempre dopo le 3. Mi fa ascoltare quasi come mi sento, tanto ricordo solo Martina Verderame, Miss Consorzio Sigillo Italiano. che fa sognare ad occhi aperti la notte. Cosa ci faccio con lei? Sembra una miss. Le chiederò bis a 2 passi da qui, ma solamente lei che... Ma è anche bella sta canzone, sei stato bravo. Sì, mi piace molto. Lei che... le chiederò bis a 2 passi da qui, ma solamente lei che... Cosa hai fatto? Carlotta Zegna, Miss Leonardo Gioielli. Sotto banco e ogni tanto serve il contatto, serve quel goccio di tequila, quella al sapore di mango. E come sale, brucia e fa male, ma senza lei non c'è sapore. Non posso stare, sei come tutte quelle onde in mezzo al mare, fanno paura ma mi piace, amo rischiare. Lei che... Maddalena Rossi, Miss Murrina Venezia. Mi fa scordare quasi come mi sento, tanto ricordo solamente il soggetto tropicale. Lei che fa sognare ad occhi aperti la notte. Cosa ci faccio con lei? Sembra una miss. Le chiederò bis a 2 passi da qui, ma solamente a lei. E che ti prende senza parole, basta uno sguardo e va di lei. Sofia Capo, Miss Ewa Sport e Spa. Ma mi spia, mentre parlo un po' mi sfida. Io la servo senza fatica, incrocio le dita. I segni sulla bocca, ma è solo colpa nostra. La pelle che si tocca, amo la vita loca, ma è più loca con lei. E lei che mi fa tornare sempre dopo le 3. Mi fa ascoltare quasi come... Ed ora voglio un super applauso per la Miss delle Miss, l'unica, irraggiungibile e inimitabile Elisa Bagardo! Grazie Carle! E allora ragazze, vieni, abbiamo la busta. Davide, prendere la busta? Sì. Ah, beh, dammi qua. No, non mi serve il microfono, ce l'ho già.
Parti da dietro, dai. Longo, mettimi la musica. Perché lei è l'unica Miss che ha vinto a Caorle e che ha vinto il titolo di Miss Venice Beach 2016, la nostra talent scout e il mio braccio destro, Federica Driusso! Mi sollevato l'autostima, prima stavo sotto banco e annientando. Serve il contatto, serve quel goccio di tequila, quella al sapore di mango. E come sale, brucia e fa male, ma senza lei non c'è sapore. Non posso stare, sei come tutte quelle onde in mezzo al mare. Fanno paura ma mi piace, amo rischiare. Lei che mi fa tornare sempre la volete, mi fa scordare quasi come mi sento, tanto ricordo solamente sul accento tropicale, lei che... E allora ci siamo, chiamiamo tutte le nostre concorrenti, la numero 1, Sharon Caruso, Angie Dagnolo, Bim Somai, Maria Sole, Susanna, Giada Busetto, Eva Libralesso, Romina Possamai, Anna Pin, Maya Zago, Vittoria Zattera, Irene Zecchin, Elisabetta Bertolo, Marta Maria Todaro, Chiara Biasi, Robin Ogusu Tufura. mi fa scordare quasi come mi sento, tanto ricordo solamente il suo accento tropicale, lei che fa sognare ad occhi aperti la notte. Cosa ci faccio con lei? Sembra una miss, le chiederò il bis a 2 passi da qui, ma solamente a lei. Allora, signori, ci siamo. Io ho la busta, anche che busta è un foglietto, però ce l'ho. Giurati, salite su sul palco che è arrivato il momento di premiare le nostre concorrenti, perché 4 di loro staccheranno la fascia per andare in finale, le altre possono ancora giocarsela con le fasce extra. Per il momento di fasce extra ce ne sono 2, quella di Miss Gazzettino e quella di Suerte, il bracciale dei desideri. Dovete fare dei video, raccontarvi, il Gazzettino vi dà la visibilità e lo spazio sui social dove anche le vostre colleghe si sono presentate per tirare su insomma più voti possibile, e poi insomma dovete andare sul sito e votare la miss che preferite. Mentre per Official Suerte, il bracciale dei desideri, dovete esprimere il vostro desiderio, anche lì verrà postato un video dove esprimete il vostro desiderio, il desiderio più particolare mi garantirà insomma di arrivare in finale, perché no, visto che stanno cercando la nuova testimonia, di arrivare in finale. Allora giurati, venite. Vado a ricercare i giurati, dove sono? Ragazze, siete pronte? Allora, premiamo la 4ª classificata, Miss I Pescaori, con Mauro Vio, direttore dell'azienda dei Pescaori. Vieni Mauro, eccolo qua, il microfono chi ce l'ha? Lo recuperiamo? Davide, c'hai tu il microfono? Sì. Passamelo. Sì. So che vuoi No, cantare. so che questo qui è quello di cantare. Vabbè, non succede niente, puoi cantare Mauro? Sei pronto per cantare? Madonnina del mare. Allora, vince la fascia, e qui ragazzi il video del Daytime che sta andando in onda su Radio Wow ha fatto la differenza, perché i 3 punti assegnati da coloro che ci seguono nella Wow TV e successivamente poi su 7 Gold ha permesso a una delle due, perché c'era un pari merito tra 2 ragazze, ovvero di 107 punti ciascuna. Una delle 2 ha vinto i 3 punti di Radio Wow, quindi vieni qua più avanti, se no loro hanno l'occhio lungo. Vince il massaggio esclusivo nel centro EUA Sport & Spa, un'esperienza da PGK per provare il brivido della corsa in pista a Mestre,
un kit per fare la battuta al coltello, da fare a casa con tutta la descrizione, assieme all'olio Redoro, dove sta l'olio? Eccolo di qua, alle Alice Acciughe dei Pescaori, ai prodotti della latteria Soligo. Ho detto tutto? Ma guarda, sì, un buono da 40 euro da spendere per il suo desiderio su Official Suerte, con 107 punti più 3 di Radio Wow, quindi va a 110. La numero 6. Eva Libranesso! Vieni Eva, per te la fascia, dove sta la fascia? Eccola qua Mauro, da sinistra verso destra. Era un'estate calda del 79, giorni di sole. Eccola, bella, perfetta, diamogli tutti i suoi regali. La busta di Ewa, ferma qua. Buono di PGK, metti sempre tutto in ordine, la busta di Pescaori. Ok, mettetelo bene ragazzi. Vai Eva, è il tuo momento, vai! Quelle notti estive, con le stelle che brillavano nel cielo sotto la luna, i nostri cuori in sincronia, un amore giovane. Grazie ragazzi, allora guarda che non hai finito perché hai anche tutto questa mammentalia qua, il frigo arriva pieno. Signori, avete un camper per andare a casa? Perfetto, allora avete qualche forzuto da poter chiamare? No, se no c'è Luca. Luca! Ok, allora ci siamo. Premia Miss PGK. Chi premia? Allora vieni Renato, perché insomma è il momento dello sport. PGK, parliamo di corse, di sport. Caorle da quest'anno è città dello sport europea. Parla dello sport 2025, assolutamente ecco. Sì. Te sei proprio in rappresentanza della città Fondazione dello sport. Caorle Città dello Sport, sì. Abbiamo, come hai fatto vedere, completato lo stadio. L'anno scorso in questo palco parlavamo dello stadio, sì. Lo abbiamo finito. E ci siamo, Quindi e c'era pure nei nostri video. Esatto, c'erano i tuoi video. E quindi, come l'anno scorso abbiamo detto, ogni anno un elemento importante, un avvenimento importante dello sport. Anche il prossimo anno non possiamo spoilerare, ma lo abbiamo fatto l'anno scorso, ha portato fortuna, quindi teniamo la tradizione. Anche il prossimo anno ospiteremo qualcosa di importante. E allora per lo incrociamo sport. le dita. Vince anche per lei un massaggio esclusivo nel centro Ewa Sport & Spa, un ingresso PGK, il kit per fare la battuta al coltello con Consorzio Sigillo Italiano, l'olio Redoro, le acciughe dei Pescaori, la casatella di Soligo, un buono da 40 euro da spendere con Suerte, ci siete ragazze, con totale voti 116, vince la numero 4 Maria Sole Susanna. Brava Susanna, no, brava Maria Sole, dove sta? Eccola! Vieni, prego Renato, da sinistra verso destra. Fermati qui. Eccola qua, sì, in fila. Bravissima. Andiamo, anche per te tutti i tuoi premi. Che dicevano tutto, un sentimento. Grazie, prego, vai! Ho quelle notti estive, con le stelle che brillavano nel cielo sotto la luna, i nostri cuori in sincronia. Brava Maria Sole! No, che Susanna non è tutto nome, Ti piace tu Maria Sole? Fantastico, vai mia cara. Chiamiamo adesso il direttore del Consorzio Sigillo Italiano, Giuliano Marchesin. Vieni Giuliano! Ero intenta a chiamarti, perché quando ti ho visto lì nell'angolo, direttore, ho detto adesso lo chiamo a fare gli esercizi di Ewa. Ma sarei venuto io, Lo so, poi ho visto Luca e mi ha colpito, hai capito? Ma Luca mangia tante bistecche per quello che è così agile. Hai capito? Luca è un carnivoro doc. Qua non ci sono vegani, vero? No. Bene. Li abbiamo eliminati. Allora, per la Miss Consorzio Sigillo Italiano, un cofanetto delle carni. Dove sta sto cofanetto? Dov'è la Miss Sigillo Italiano? Vieni Martina, vieni qua. Allora Martina, fallo vedere Carlotta. Vince il cofanetto delle carni, un massaggio esclusivo nel centro Ewa Sport & Spa.
un ingresso PGK, un buono da 40 euro con 126 punti. La numero 13. Marta Maria Todaro! Anni dopo il ricordo rimane di un'estate, di un amore che non si spegne. Chiudo gli occhi e torno a quei giorni. Un ragazzo, una ragazza e il mondo era nostro. Scusa, fermi! È successo qualcosa? Sì. C'è stata una variazione? Direi che oggi abbiamo una bellissima pagella, Elisa. Oh no? Posso dirlo? È colpa del direttore, ha letto lui il nome. Posso dire questo? Possiamo dirlo? No, ho sbagliato. Ha letto il nome sbagliato. Sì, nel senso, il nome c'è. Eravamo abbagliati dai Il nome c'è. Il nome c'è? Ma? È un altro? Ma è un altro. È un altro o un altro? Togliamo la fascia, perché questo è il bello della diretta. Fermala, Marta. Fermala. Con i punti erano anche di meno, io sono passata agli altri con 121 punti. Aspetta che guardiamo bene. E il nome giusto, vai. 14, Biasi. Chiara Biasi. Vieni Chiara. Nei campi dorati, il vento tra i capelli, la libertà negli occhi. Vai Chiara! A guardare il tramonto sul mare, con il cuore che batteva, non volevo più andare via. Ho quelle notti estive, con le stelle che brillavano. Ehi, un bracciale suerte, il kit della battuta al coltello, il massaggio speciale, un ingresso da PGK, un buono shooting offerto da Paolo Stramare, un buono per YouStyle con l'intervista del valore di 500 euro, il beauty più l'asciugamano offerto dal salone di Cristina, con Vieni Mauro per premiare la fascia di Ewa Sport & Spa Caorle con 126 punti. Indoviniamo la numero 13, Marta Maria Todaro! Oh dolce Miss, la bellezza ti veste come un'onda gentile che il cuore arresta. Nel tuo sguardo c'è un mondo incantato, ogni momento con te è un sogno realizzato. Sei la melodia che risuona nel vento, ogni tuo gesto un delicato incanto. Con la cara, ben arrivata in finale! nel cielo d'argento, sei la nostra speranza. Oh dolce Miss, la bellezza ti veste come un'onda gentile che il cuore arresta. Tutti per averci seguito, io vi saluto, pubblico di Caorle, siete stati fantastici, vi do appuntamento ogni domenica in puntata nazionale alle 13:20 su 7 Gold, potete vedere tutti i nostri daytime su Radio Wow 7 Gold e su YouTube il canale di Miss Venice Beach. Grazie al Comune di Caorle, il patrocinio della Regione Veneto, Ewa Sport & Spa, PGK, Suerte, Atelier Venice, Attimo Intimo, Cristina Bisti, Maria Luigia Minato, Luana Burigotto, Baikel, Promo Vetro con Magega e Alessandro Mandruzzato, Villa Sambuco, Consorzio Sicilio Italiani, Pescaori, Latteria Soligo, Olio Redoro, i nostri media partner, 7 Gol, il Gazzettino, Radio Wow,
Gini Ferro Team per aver fatto la diretta di questa sera, la nostra diretta sul canale YouTube di Miss Venice Beach, You Style e Best Magazine. Grazie! Vi aspetto alla prossima tappa, quella del Lido di Venezia il 25 luglio. Ciao Caorle! Ogni momento con te è un sogno realizzato. Miss Venice Beach, tappa Caorle. Iniziamo con le nostre interviste di rito alle Miss che sono passate. Prima fascia, quarta classificata, Miss Venice Beach, tappa Caorle, fascia I Pescaori. Presentati al nostro pubblico. Mi chiamo Eva, ho 16 anni e faccio ragioneria all'Istituto di Treviso, Ricati Luzzati, e da grande vorrei fare la commercialista. Mi serve. Prendiamo il numero cortesemente. A Gini Ferro Team la commercialista ancora manca, quindi ci sentiremo per il futuro. Esatto. Sicuramente. Come ti sei trovata questa sera? All'inizio ero molto in ansia. Normale. Però poi... Prima sfilata? Sì. Però poi è andato tutto molto bene, quindi mi sono divertita tanto anche e sono molto contenta. Bene, siamo veramente contenti di te, anche perché è bellissimo, perché noi lo diciamo a tutte le interviste, però veramente per chi segue anche tutta la diretta lo vede proprio al momento in cui accade. Non se lo aspettano veramente per niente, cioè fanno di quelle facce per dire no, aspetta, è il numero, come mi chiamo, nome di battesimo, cognome. È stupendo, è tutta una frazione di secondo che li passa negli occhi e fanno è stupendo, è bellissimo. Pronta per la finalissima con reality? Anche perché a Venezia, adesso non è che perché è casa mia allora io la elogio così tanto, però importante, tanta roba. Quindi mi raccomando, io ti saluto perché sarai stanchissima e noi passiamo alla prossima Miss. E proseguiamo con Miss PGK, una bionda che colpisce, bisogna dirlo. Allora, io so che amici di fare questa cosa non si dice, ma tu eri la mia preferita. So che non si dice, lo so, non si può dire. Però giustamente anche io guardo, anche io ho le mie opinioni e a me tu sei piaciuta veramente tantissimo. Semplice, bella, carina, spontanea, mi sei piaciuta veramente molto. Sono molto contenta che tu abbia preso la fascia, ma ora devi farti conoscere a tutto il nostro pubblico, quindi nome, cognome, età, da dove vieni, sogni nel cassetto, scheletri nell'armadio, una buona suerte che vuoi augurare a qualcuno, vai, o una mala, si può fare anche quello, Ciao a tutti, sono Maria Sole Susanna, ho 16 anni e vengo da Noventa di Piave e il mio sogno nel cassetto è fare medicina e volevo augurare a tutti di avere coraggio perché anche io ero spaventata di partecipare a questo concorso, però poi alla fine sono riuscita a vincere comunque arrivando al 3° posto, quindi avete sempre coraggio che alla fine i traguardi arrivano. Non ti preoccupare, che so che tu hai un po' enfatizzato questa cosa del 3° posto, ma ricordati che non esiste ancora una classifica finché non si arriva alla finalissima, cioè la classifica, quella vera, arriverà solo ed esclusivamente lì, quindi non importare del numero, non è una cosa che dobbiamo guardare, importa solo ed esclusivamente che tu avrai l'opportunità di poterti battere in finale, quindi mi raccomando, carica come ti abbiamo visto sul palco, che sei piaciuta anche a tutti in diretta, quindi ti vogliamo forte e vogliamo vederti in tutto il reality bene e poi soprattutto anche a Cave Dramin. Ho visto che comunque hai una mamma bellissima, che si vedono i geni, che ti è più che a seguito, quindi sicuramente avrai un grandissimo tifo. Chi porterai a farti vedere anche quella serata? Mamma sicuramente. Sicuramente mia mamma che mi supporta in tutto e poi anche mio papà. Quindi abbiamo i genitori, facciamo una bella curva a sud, mi raccomando gli striscioni, non si potrebbe, ma facciamo finta di niente. E noi ci vediamo con la prossima Miss. Partendo dal presupposto che io sbaglio sempre tacchi a quanto pare durante le mie dirette, devo mettermi i trampoli, non i tacchi, arrivati a questo punto. Siamo qui anche con Miss Consorzio Sigillo Italiano, una delle fasce più ambite di Miss Venice Beach. Ma questa splendida bionda, questi occhi che rubano tutto, deve prima presentarsi al nostro pubblico. Buonasera, sono Biasi Chiara, ho 24 anni e come avete potuto sentire insegno. Una maestra. Sono una maestra. Di quelle buone. Di quelle buone, sì. Di quelle buone. Che dopo, che dopo non arrivano quelli del canale a dirmi le insegnanti sono quelle che... No, lei è quella buona. Gnocca è buona. Gnocca è buona, assolutamente, nulla da dire. Tra l'altro, adesso poi prendiamo anche la tua collega, ma c'è stato un po' un qui pro qua sul palco per avere la fascia, cioè abbiamo detto mannaggia non l'ho vista, e poi invece all'ultimo track, però siamo comunque riusciti ad arrivare alla finale. L'abbiamo fatta.
che faccia hai fatto quando hanno detto no, fermi, è sbagliato, sei tu? Perché io purtroppo ti ho vista da dietro e in telecamera avevo un sacco di persone davanti, quindi non ho potuto vedere la reaction dal vivo, vorrei saperla da te. No, ero molto felice. In realtà c'è stato questo qui pro quo, c'è stato dall'inizio con lei, nel senso che ci hanno scambiato, cioè ci hanno detto che eravamo molto simili io e lei dall'inizio. A parte il biondo, va detto. E quindi c'è sempre stato insomma dall'inizio, per cui ero contenta anche. Che non porti bene però anche la finalissima magari, che poi magari beccate la fascia tutte e due, che non porti bene, quindi mai dire mai questa cosa, non bisogna mai dare nulla per scontato. Sono contenta per lei, abbiamo stretto amicizia fatta lì da dietro le quinte noi due. E allora questa è una cosa fantastica, questo ricordatevi che è il regalo più bello che potete ricevere, perché la fascia dura quel tot, le amicizie che stringete durano per sempre, guarda la mia, ecco, addobbata come una tenda, sempre lì, mi segue, fantasmino del mio cuore. Ma noi adesso passiamo all'ultima miss. Grazie. Prego. E io direi che è arrivato il momento, questa volta senza errori, senza sbagli, senza remore, Miss Web Sport e Spa Tappa Caorle, prima classificata, nostra speda coronata con una prova bellissima tra l'altro. Vero? Stupenda, è troppo alta quindi cara, da Dio, si è dovuta abbassare. State un attimo. Si presenta ora al nostro pubblico. Salve a tutti, mi chiamo Marta Maria Todaro, ho 14 anni e vengo dalla Tisana. Allora io ho visto, e lo avrete visto sicuramente anche voi, poverina, il male che non c'è rimasta quando c'è stato un qui pro quo. Infatti, perché lei ha detto ok, non sono io, ma ne manca una, forse sono io, non sono io. Avete visto letteralmente che gli usciva il fumo dalle orecchie perché stava ragionando sul ok, quindi cos'è successo? Poi quando l'hanno chiamata ha detto ah ok, quindi ero io a posto, 8 kg di anzi in meno. Ho guardato Gloria sul palco e ho detto no aspetta, io non ho capito, dovete spiegarmelo, perché sono rimasta un attimo scioccata perché non me l'aspettavo. Rifacciamo il gioco perché non c'eravamo. Però ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Secondo me, allora, l'ultima che ha vinto Tappa Caorle e ha vinto anche la corona di Miss Venice Beach è stata la Federica Driusso, che non ha più sfilato in questo palco, però questa sera ha voluto risfilare. Che non sia questo di buon auspicio per te? Lo speriamo. Diciamo, sono stati un po' di intoppi, un po' di inciampi, sì, però la speranza è l'ultima. Mi raccomando che ci sono le pagelle severissime a Miss Venice Beach. Ligia, portamento impeccabile. Spalle dritte. Occhio perché poi c'è anche Gippi che fa tutti i fail, quindi qualunque. Va bene. Attenzione, molta attenzione. Hai un impegno importante. Dopo anni deve rivincere una che ha vinto a Caorle. Vediamo cosa possiamo fare. Mi raccomando. Chi ti porteresti con te a Cavendramin per la finale? Io porterei mia sorella. Che oltretutto oggi non è potuta venire. No, non è potuta venire. Quindi sì, la porterei assolutamente. Mancava un pezzo di te. Sì, onestamente sì. Infatti prima l'ho chiamata, era tanto contenta. Quindi... Speriamo che sia per lavoro, non per cose gravi, fondamentalmente. No, non per cose gravi, anzi sono molto contenta per lei. Bene, di questo ne siamo contenti. Quindi noi la sorella la conosceremo in finale. Chissà, magari riusciremo anche a intervistarla perché chissà, magari vince, quindi non si sa, non lo sapremo. Ma amici di Ferro Team, per ora è tutto, ne passiamo ad Elisa Bagordo. Amici di Ferro Team, tappa conclusa Elisa. L'abbiamo fatta con il colpo di scena finale, nel senso che il direttore ha letto il nome della prima, no, perché io ho detto 126 ed effettivamente la prima. No, ma noi invece ti abbiamo sgamato. Nessuno aveva più nulla da dire contro di te di sbagliato. Ormai avevo fatto tutto giusto. Ormai non sbagliavi più niente, più nessuno ti poteva criticare. Quindi tu, perché sei magnanima, hai voluto dare modo ad altri di trovarti un difetto. È umiltà, possiamo chiamarla umiltà. Mettiamola così, dai, no, l'importante è comunque che le ragazze che dovevano passare erano quelle, i conteggi erano loro. Abbiamo solo saltato la seconda. Bellissime quelle che sono passate. Che non porti bene. Guarda, vediamo, Carle ha per ora trovato solo una amica. La Fede. Chissà che porti fortuna a tutte le altre. Assolutamente sì. Comunque Elisa, ti comunico che questa è stata la serata più interattiva, se lo vogliamo dire, perché comunque è stato un bel dibattito di commenti, cioè il pubblico rispetto alle scorse tappe, cioè, si è dibattuto di più anche rispetto agli anni scorsi. Ci si è dibattuto, cioè, c'è chi ha scritto dietro una poesia per la sua preferita. C'è stata proprio una poesia in diretta che adesso non me la ricordo, ma una persona ha detto proprio una poesia per una ragazza. Ti hanno invitato anche a Puerto Rico?
ti hanno invitato a Puerto Rico tramite il canale, gli hanno detto Elisa, non è che vuoi venire a Puerto Rico? Ma io vengo, se mi scrivete. Amici di Giri Faro Team, e Elisa ha dato il suo consenso, quindi secondo me adesso ci sarà la prossima, ma siamo ufficialmente a metà oggi. Siamo a metà, vediamo, diciamo già la scalinata del Palazzo Vendramin Calergi che inizia sì. a riempirsi. La serata più magica dell'anno. 4, 8, 12, ne abbiamo già selezionate 12. Ne selezioneremo nelle selezioni di Lido di Venezia il 25, e poi c'è Sottomarina il 1 agosto e Bibbione l'8 agosto, selezioneremo le altre 12, ma poi ci sono le fasce extra, per ora ne abbiamo 2, poi spoilereremo anche le altre. Bene, e quindi come si suol dire, che la suerte sia con voi, che la suerte sia con voi, perché ricordiamo che con suerte chiunque può vincere una fascia. Il desiderio, il suerte è il bracciale che sta popolando il bracciale dei desideri. Il nostro partner Leonardo Gioielli ha realizzato questo nuovo progetto e quindi lo portiamo E direi che sta andando anche benissimo. molto bene, le ragazze esprimono tanti desideri. Io ho espresso il mio, vediamo se si realizza. Addirittura adesso quasi mi sa che mi ci provo a incrementare anch'io, vediamo se si avverano. Il bel desiderio resta tale. Beh, io non vedo l'ora sicuramente di esserci alla prossima tappa, anche perché la tappa del Lido secondo me è una delle tappe più belle, perché è proprio a Venezia, beh, quello sì, è casa mia, infatti speriamo che tutto concili per andare tutto bene. Ce la faremo. Ma poi è una tappa che io amo particolarmente, perché Miss Venice Beach è proprio la spiaggia e lì siamo in spiaggia. Ma no! Allora togliamo le 2 punti dalla pagella, perché la Miss deve restare sempre con la corona e la fascia. Devo dormire con la corona e con la fascia? Sì, con lo scettro come peluche. Sì, è tanto è comodo, è solamente spigoloso, cioè mal che vada ti infilzi. No, come se fosse il tuo sciacchiotto. Hai ragione, forse lo proteggo. No, non quello nuovo. Allora non è che lanci il sasso e no, poi ma quello vecchio tu c'hai il tuo, quello nuovo è della nuova Miss. Sei andata a recuperare mentre lo aiutavi. Assolutamente, tutto quanto impacchettato, messo bene, tutto bello protetto. Sì, che non vogliamo replicare cose di anni passati. Che se ne intende, ok, l'errore è stato fatto per darti modo di dire qualcosa sulle pagelle, capito? Va bene, allora Giulia è veramente brava a dare consigli. No, ma perché ragazzi bisogna anche essere onesti. Quando arrivi al top e non fai più errori, devono trovare i terzi, devono trovare qualcosa. Elisa, che è umile e magnanima, ha dato modo ai terzi di criticare. Abbiamo solo letto prima al posto 2 la prima invece che l'altra, però le Miss erano giuste. No, quello sì, no, esatto, specifichiamo questa cosa. Sai, c'è chi parla No, gli invidiosi, quelli che copiano. No, comunque Elisa è tutto in diretta, è stato visto tutto in diretta, quindi nessuno può dire nulla, è stato visto. Dico, ma come l'abbiamo appena chiamata, non c'erano più. No. Cacchio, abbiamo sbagliato. No, è stato Elisa, fortunatamente sei piena di telecamere al tuo concorso, quindi non si potrà mai dire che qualcosa viene fatto di nascosto. Peggio del Grande Fratello siamo diventati. Ma anche al reality Sarà vedrete. sarà peggio. Avremo dirette, telecamere, confessionali. I confessionali soprattutto posso dire, sono quelli più nascosti. Beh, e i video fail di Gippi? I video fail, io ho paura del mio di quest'anno, ho un po' paura e quindi... Poi sì che ti do 2 in pagella. 2. Qua mi sa che le pagelle fioccano ancora prima del tempo. Il nuovo trend di Miss Venice Beach che devo dire che piace tantissimo. La pagella. La pagella. Una live proprio anche sul Gazzettino, il nostro media partner che ci sta dando davvero tantissimo spazio sui social, sul quotidiano cartaceo e .it, quindi il web. Siamo davvero molto contenti, insomma sono 15 Si potrebbe fare magari il prossimo anno che danno le pagelle anche quelli del pubblico, allora. Potremmo chiedere, potremmo fare un sondaggio dal pubblico e chiedere, lo vedremo. Così te col cavolo che ti brecchi ancora il 9. Tanto non ci sono. Vabbè. Però in realtà con Miss Venice Beach mai dire mai, È vero, Ma sai che faccio? Io prendo la sorella intelligente, guarda un po'. Adesso amici di Faroti non ci vedete doppio, sono gemelle, vi rassicuro. Lei è Silvia. È la mia sorellina. Ciao. Silvia, che voto diamo
insomma Gloria, perché Stai attenta. allora ferma, allora serviva una pagella dal pubblico, quindi ho beccato te. Che voto gli diamo? Per me è un 10. Però è di parte, Elisa è di parte, hai preso il consanguineo. Elisa hai preso il consanguineo. 2, dipende di GP, 2 vi do, tutte e 2. Ecco, consanguineo come si suol dire. Però Elisa direi che è arrivato il momento anche di concluderla, questa serata la chiudiamo insieme e ci vediamo al Lido. Al Lido di Venezia il 25 luglio con altre 15 miss, con Federica Briusso, con le cantanti, perché ci sono 2 cantanti. Team donne? Team donne. Bello, ci piace. Un giurato d'eccezione, un personaggio molto importante anche su Venezia, quindi è già stato giudice da noi, sempre al Lido, non vi spoilerò altro, ci vediamo lì e seguiteci nelle nostre dirette, nei daytime, nella puntata televisiva con 7 Gold, insomma Miss Venice è ovunque. State attenti perché tutto luglio Miss Venice ve lo trovate veramente anche per posta tra poco, perché Elisa secondo me prima o poi manda anche le partecipazioni per le serate. Amici di Faro Team è tutto, buonanotte! Insieme al sole, l'amore e la natura.